Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Tra l'altro oggi giornata piena, 4 video sto a registrare, cioè nel senso uno l'ho già registrato e penso che voi l'abbiate visto praticamente oggi perché è quasi mezzanotte, è quasi venerdì e quindi penso che l'avrò caricato oggi, quello del video ringraziamento per quanto è successo con la pagina del Cagliari, vabbè. E questo non so quando lo caricherò, penso sabato, gli altri due quando arriveranno le ufficialità di Simeone e Olsen. Vabbè, comunque di cosa andremo a parlare in questo video? Che cazzo vi chiedo a fare, tanto c'è sta il titolo. Allora, vi andrò a dire quelle che sono le mie rose per i miei due fantacalcio. Quest'anno è il primo anno che ne faccio più di uno, tra l'altro, e forse ne uscirà anche un terzo, ancora non ne sono sicuro, ma è probabile che uscirà anche un terzo fantacalcio. Quest'anno proprio ho schioppettato col fantacalcio. Allora, comincio con la rosa che ho fatto con il primo fantacalcio, quello con voi iscritti della Castel du Screw su Fantapaz. Vi ricordo che il fantacalcio, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ho fatto le grafiche, cioè mi sono messo a fare le grafiche pure per fantacalcio. E dicevo, la lega aperta su Fantapaz con voi iscritti è una lega aperta a tutti, mi pare c'è un limite tipo di 100 partecipanti e siamo tipo una quarantina. Non mi aspettavo minimamente, non ci aspettavamo minimamente un ritorno così, cioè veramente ci avete sorpreso tantissimo. È un fantacalcio che non va a giornate ovviamente perché con 40 e passa partecipanti sarebbe impossibile fare le giornate, quindi si fa a fantapunti, vince la giornata chi fa più punti ovviamente. È a mercato libero, nel senso che ognuno si può fare la squadra che vuole e molte squadre avranno dei giocatori in comune perché era impossibile fare un'asta con 40 persone e c'è un budget di 300 crediti. Io questi 300 crediti li ho spesi così. Il reparto dei portieri l'ho presi praticamente quelli del Cagliari. Ho preso Cragno, Aresti e Rafael, Cragno a 12, Aresti a 1 e Rafael a 1. Dico che li ho presi a 12, a 1 e a 1, però quelle erano le quotazioni che avevano i portieri, o meglio i giocatori su Fantapazzo, quindi non è che potevo trattarli, quelli dovevo pagare per forza. Mi sono affidato ai 3 portieri del Cagliari perché comunque, non lo so, da un certo lato mi ispirano sicurezza e quindi ho voluto comunque puntarci sotto un certo punto di vista. Poi se continua a starci Maran magari c'è un po' meno di sicurezza, però comunque Cragno ogni tanto rigore lo para quando tornerà. Però mi sa che mi toccherà prendere Olsen appena riaprirò il mercato perché a quanto pare Cragno quest'anno è out. Passiamo al reparto difensivo dove ho preso Izzo a 14, Mancini a 12, Romulo a 9, Barrega a 8, Gosens a 5, Aciampong a 3, Opoku a 1 e Tripaldelli a 1. Allora, Izzo è un mio pupillo, dato che l'anno scorso mi ha salvato il culo al fantacalcio dei supporters. Izzo mi ha veramente parato il culo. Penso di non scherzare dicendo che è probabilmente il giocatore che mi ha fatto più gol l'anno scorso al fantacalcio, Izzo. O se non è stato lui è stato uno tra quelli che mi ha fatto più gol. Poi ho preso Mancini a 12 che secondo me farà bene. Ho visto qualche highlights delle amichevoli della Roma e ho visto che ha fatto anche qualche gol, quindi potrebbe portarmi qualche bonus. Romulo a 9 perché comunque tira le punizioni e ci sta. Barrega a 8, Barrega ex Cagliari l'ho voluto prendere più che altro per una questione affettiva, perché poi c'è stato un nuovo acquisto su quella fascia del Genoa, però non so se è a centrocampo o difesa, Ghiglione, una cosa del genere, che non sta facendo male, però non so se è un centrocampista o un attaccante, però io per sicurezza comunque mi sono preso Barrega. Poi Gosens a 5 e tanta roba. Tra l'altro uno dei pochi che mi ha portato bonus in questa giornata. Aja a 3 perché comunque Aciampong è un mio pupillo dai tempi del Sassuolo, mazzo, ormai anni e anni che è un mio pupillo. Opoku a 1 perché non sapevo minimamente chi prendere a 1, dato che avevo speso già abbastanza per come sono fatto io sono genovesissimo per quanto riguarda il fantacalcio. E poi Tripaldelli a 1, così
tanto occupa proprio l'8º slot della difesa, giusto per scaldare la panchina. A centrocampo secondo me abbiamo un centrocampo un po' più sostanzioso, dove troviamo il Papu Gomez a 29, Pjanic a 16, Pulgar a 14, Baselli a 12, Rogga a 10, Murgia a 7, Nandez a 7 e Riccardi a 1. Allora, il Papu Gomez andava preso perché ti porta gol, assist, in generale fa sempre buone prestazioni e bisogna prenderlo. Pjanic a 16 non è uno che porta sempre tanti bonus, però comunque ogni tanto il golletto lo fa, ogni tanto l'assist lo fa, gioca per la Juve e quindi a 16 secondo me è un ottimo affare. Poi Pulgar a 14, anche lui è un mio pupillo. Io Pulgar mi sono innamorato di Pulgar nella stagione di 2 anni fa. Mi sono veramente innamorato di questo centrocampista, secondo me è veramente forte e avevo cercato di prenderlo al fantacalcio dei supporters 2 anni fa al mercato di riparazione, però quel bastardo di Samuel me l'ha inculato e da lì mi è rimasta sul groppone e quindi lo devo prendere a ogni fantacalcio. Baselli a 12, anche lui è un giocatore che a me piace veramente tantissimo, è un giovane, anche lui non è uno che porta generalmente tantissimi bonus, anzi se non mi ricordo male è uno che ogni tanto prendeva forse pure qualche ammonizione di troppo, però è un giocatore che a me piace e quindi me lo porto, perché io il fantacalcio lo faccio così, non è che prendo i giocatori migliori, io prendo i giocatori che mi piacciono, sono fatto così. Rogga a 10 perché penso che nel centrocampo del Cagliari sia quello che possa portare più gol. Murgia a 7, sinceramente quando riapre il mercato penso che lo svincolo pure, perché un giocatore del genere a 7 non ha veramente senso, infatti non so che cazzo mi ha detto la capoccia per averlo preso. Vabbè. Nandez a 7, io mi sono innamorato di Nandez quindi lo devo prendere, e Riccardi a 1 l'ho preso per occupare l'8º slot del centrocampo, ma ho preso Riccardi per il semplice fatto che è della mia stessa zona, quindi è l'unico motivo che mi ha spinto a prenderlo. Passiamo poi al reparto più sostanzioso, a quelli che aspettano tutti, al reparto che veramente è il reparto del fantacalcio perché tanto tutti guardano quello, ovvero l'attacco, dove ho preso Ronaldo a 52, Ilicic a 27, Lozano a 26, Gervinho a 23, Han a 5 e Despotov a 3. Tra l'altro ho preso molti giocatori del Cagliari. Ronaldo a 52 doveva avere CR7 almeno in un fantacalcio, ce lo dovevo avere. È inutile che vi sto a spiegare il motivo per cui uno prende CR7, mi sembra abbastanza palese. Ilicic a 27 è buono perché Ilicic è Ilicic, però c'è anche Muriel quest'anno là davanti insieme a Duvan Zapata, calcolando che poi gioca anche il Papu, vabbè che ce l'ho il Papu, però comunque Ilicic non so quanto spazio possa trovare. Lozano è stata una scommessa perché bisogna vedere comunque come si adatterà al campionato italiano. Gervinho a 23, Gervinho è stato anche uno che l'anno scorso al fantacalcio mi ha parato il culo. Anna 5, pure qui non so che cazzo mi ha detto la capoccia per spendere 5 crediti per Ann, figuriamo se 3 per Despotov. Però veramente non sapevo chi prende e volevo prendere 2 che avevo non dico la certezza, ma la possibilità che potessero entrare a partita in corso, quindi ho voluto puntare su questi giocatori. Adesso arriviamo all'altro fantacalcio, al fantacalcio per cui ci ho fatto un'asta vera e propria, che è il fantacalcio con i supporters. Tra l'altro fantacalcio con i supporters, però non è un fantacalcio classic ma mantra. Per chi non conoscesse il fantacalcio mantra semplicemente prevede che i giocatori giochino nel loro ruolo naturale. Faccio un esempio, per esempio Insigne non sarà semplicemente segnato come attaccante ma sarà segnato come A, ovvero ala, ok? Per dirvi, che ne so, Paquetá, nonostante giochi da mezzala con Giampaolo, è segnato come T, trequartista, ok? Più o meno per farvi capire. E era un fantacalcio mantra 8, quindi si prevede una stagione comunque molto equilibrata perché quasi tutti in generale abbiamo uno squadrone. 500 fanta milioni
e sicuramente mi starò scordando qualcosa che in realtà poi avrò messo nella grafica, però adesso non mi viene in mente perché ho la memoria di un criceto morto. Tra l'altro è bellissimo perché io le grafiche le ho fatte in un ordine e io i giocatori le avevo segnate in un altro, quindi. Però la cosa bella è che in questa lega, per questa lega ho fatto le grafiche personalizzate giocatore per giocatore. Allora, partiamo dai portieri. Io generalmente per i portieri prendo sempre il blocco di una squadra. Non mi è mai piaciuta l'idea di prendere due portieri, nel senso primo e secondo di una squadra e il primo di un'altra. Non mi ha mai entusiasmato, non mi è mai piaciuta, però andando a logica è la scelta più giusta da fare. E quindi, calcolando che avevo un budget di 580 milioni, volevo spendere veramente pochissimo per i portieri. E mi sono ritrovato con un Gollini a 14 che io in realtà nemmeno volevo prendere, avevo rilanciato, poi hanno abbandonato tutti e me l'hanno appioppati a me. Alla fine mi è andata bene perché mi serviva comunque un portiere titolare da prendere a non tantissimo. Cragno a 5, che me l'hanno lasciato a 5 perché comunque è infortunato, e Rafael a 1. Quindi ci sta, alla fine ho speso soltanto 20 crediti per i portieri e ci stava veramente tanto. Passiamo poi ai difensori. Ho preso Izzo a 23, anche qui Izzo l'ho dovuto prendere perché è un mio pupillo, grande Armandino. Poi ho preso Milenkovic a 18, che l'anno scorso mi aveva incuriosito sto cazzo di Milenkovic, perché ci volevo puntare però non ci ho puntato. Quest'anno invece ho deciso le puntacce, anche perché sul Fantacalcio Mantra Milenkovic, se non mi sbaglio, fa sia DD che DC, quindi sia terzino destro che difensore centrale. E ricordatevi ragazzi che in un Fantacalcio Mantra conta di più la duttilità di un giocatore piuttosto che la sua forza. È importante questa cosa, perché non serve farsi una rosa eccessivamente forte, ma basterebbe avere quella rosa che ti porta qualche bonus ogni tanto e che ti giochi titolare e che sia duttile. Secondo me basterebbe anche soltanto quello per vincere il Fantacalcio Mantra. Comunque dicevamo, Milenkovic 18 mi dà anche la possibilità di giocare con diversi moduli, perché volendo potrei metterlo appunto come terzino destro o centrale, e secondo me è un buon acquisto a poco. Poi D'Ambrosio a 15, D'Ambrosio che secondo me diventerà centrale nel progetto con Conte, perché comunque nel 3-5-2, per come lo intende Conte, D'Ambrosio è il giocatore perfetto, perché sulla destra ti fa tutta la fascia, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Pagata a 15, tra l'altro è anche molto poco, perché considerate che può fare il terzino sinistro, il difensore centrale e il terzino destro, quindi veramente tanta roba. Poi ho preso Murru a 4, deciso di puntare su Murru perché mi serviva un terzino titolare che sapesse fare anche l'esterno, perché avevo puntato su praticamente tutti i centrali per adesso. Sì, vabbè, D'Ambrosio è terzino sinistro e terzino destro, però non può fare la E, che è l'esterno, e mi serviva un terzino che sapesse fare anche l'esterno. I migliori se ne erano praticamente già tutti andati, allora ho puntato su Murru, che purtroppo ogni tanto prende qualche giallo, però alla fine a 4 ci sta. Poi Zapata a 2, se non mi sbaglio Zapata lo chiamò Carmi Special, sinceramente non mannava di lasciargliela a 1, ho rilanciato a 2 e me lo sono preso a 2. Tra l'altro per l'età che c'hanno non so quanto giocherà titolare nel Genoa, però è anzianotto, può fare solo il difensore centrale, vedremo un po'. Tra l'altro mi ha preso mi pare 4,5 l'ultimo turno. Poi ho preso il mio omonimo Samir a 4, che può fare il difensore, mi pare che può fare sia il terzino sinistro che il difensore centrale. A 4 secondo me è molto buono, anche perché ogni tanto da calcio d'angolo segna. De Maio a 1 perché mi serviva qualcuno che ricoprisse il suo ruolo, comunque un sostituto di uno che avevo in difesa mi serviva assolutamente. E poi anche qui a Ciampong a 1 perché è un mio pupillo e lo dovevo prendere assolutamente. Passiamo ora al centro, intanto la bottiglia fa rumori. Passiamo ora al centrocampo e cominciamo subito con Paquetá.
Paquetá ha pagato 15 e io, ragazzi, questo è il giocatore di cui mi pento di più, perché io non lo volevo, perché Paquetá fa solo la T, a me la T non mi serve, anche se ho un altro giocatore con la T, quindi volendo potrei fare un 3-4-2-1, un 4-3-2-1, però io le T non le uso perché io ero partito col pretesto di usare un 3-4-3 o un 4-3-3. La T mi fa altamente cagare al cazzo, Paquetá lo voglio da via prima di subito, perché tanto non ci faccio niente, anche se ho paura che possa esplodere dato che lo do via, tanto sicuro accade questo, però veramente non me ne faccio niente, anche perché ho un attacco molto buono e mettendone soltanto uno mi limito veramente tantissimo, quindi non mi posso permettere di schierare una T. Quindi pagato anche 15, tra l'altro lo devo assolutamente da via. Passiamo poi al successivo, che è Eric Pulgar, preso anche qui, pagato 20, se non mi sbaglio è MC. Pulgar, ragazzi, io lo amo, io ve l'ho detto anche prima, mi sono veramente innamorato di questo giocatore, farei veramente carte false per avercelo sempre, e tra l'altro mi ha pure segnato alla prima giornata su rigore, quindi tanta roba, e secondo me a 20 ci sta tantissimo. Poi segue Baselli a 15, anche qui stesso giocatore che ho preso pure nel fantacalcio da Casteldo Screw, è lui l'altro giocatore che può fare la T, però anche veramente pure qui a centrocampo sto veramente messo benissimo, ho praticamente tutti i titolari, e infatti è un casino ogni giornata, sarà veramente un casino, però Baselli a 15 ci sta, nonostante non porti tanti bonus e prenda qualche giallo, secondo me è un acquisto che ci può tranquillamente stare. Poi Shone a 20, me l'hanno fatto digerire un bel po' dato che può fare solo la C, però è stata una delle mie scommesse, perché non lo so, mi ispira fiducia, poi batte le punizioni, quindi qualcosina di buono potrebbe fare. Rincon a 3, pure lui non so se tenermelo o darlo via, perché effettivamente a me servirebbe un sostituto, un giocatore che generalmente fa panchina, e poi Rincon fa soltanto la M, che sì, per carità è utile la M, però un po' mi limita per la scelta dei titolari, però comunque ci sta. Rincon a 3 secondo me ci sta, e che dalla 1 anche qui mi serviva un altro che facesse MC, e secondo me dalla 1 ci sta tantissimo. Poi Rogga a 14, me l'hanno alzato fino a 14, e spero che questo 14 ne sia valsa la pena spendere 14 fantamilioni, perché comunque è una spesa abbastanza ingente, diciamo. E poi alla fine Romulo a 1, Romulo che, ripeto, come ho detto prima, batte le punizioni, comunque ogni tanto l'assist o il gol lo fa, e a 1 è veramente tanta roba. Tra l'altro Romulo che è molto insolito come giocatore, perché fa sia la E che la M, e penso sia il primo e unico che faccia sia la E che la M. Ecco l'altra cosa che mi dimenticavo di dirvi, però non so se effettivamente l'ho scritto sulla grafica, che nel Fantacalcio Mantra non c'è un limite di giocatori, nel senso avete per forza obbligatori 3 portieri, però voi dopo potete agire di conseguenza, nel senso, volendo potete prendere 4 difensori, 10 centrocampisti e 10 attaccanti. L'importante è che avete 25 giocatori minimo e 30 giocatori massimo. La rosa deve avere un range tra i 25 e i 30 giocatori, e io tra l'altro ne ho presi 25 pari, perché 30 dopo sarebbe stata veramente troppo dura. Tra l'altro sono quello che ha speso veramente meno di tutti, nel senso sono arrivato agli attaccanti che avevo 324 crediti. 324 crediti, ero quello che ne aveva di più, nonostante penso di essermi fatto un centrocampo veramente di tutto rispetto, però era quello che c'aveva veramente più crediti, perché me li so voluti risparmiare per l'attacco. E in attacco con 324 crediti, secondo voi per chi ho speso una fracca dei sorti? Ovviamente lui.
Cristiano Ronaldo pagato 201 crediti. Lo volevo Ronaldo e sono riuscito a prenderlo. E infatti alla prima partita si è fatto annullare il gol dal VAR. Fuori gioco di un pelo di culo. Non gli hanno mai dato un cazzo alla Juve, questa volta gli dovevano dal VAR. Perfetto. Lo volevo veramente tanto Cristiano Ronaldo e ci ho voluto puntare, assolutamente. Poi dopo Cristiano Ronaldo ho preso Lozano, anche qui a 24, anche qui scommessa. Infatti me l'hanno lasciato a relativamente poco, considerando che è un attaccante, perché in fin dei conti è effettivamente una scommessa. Poi il 41 me lo so combattuto con Duda, ma lo volevo assolutamente, perché quello nel bene o nel male un bonus te lo porta a casa, che sia gol o assist te lo porta a casa e ti porta sempre buoni voti. E a 41 secondo me anche Ilicic è veramente regalato. Tra l'altro è partito tipo un Papu Gomez a 37, cose del genere, i valori completamente sballati, un'asta veramente assurda, andatevela a riguardare. Poi dovevo comunque cercare di tutelarmi da un'eventuale assenza di Ronaldo, e quindi oltre appunto al portoghese mi sono andato a prendere Higuain a 40, che comunque penso con Sarri o giocheranno insieme e questo per me sarà un grande problema, oppure Higuain sarà il sostituto di Ronaldo, anche se penso che quest'anno Ronaldo tornerà a fare l'ala piuttosto che la punta centrale. Poi gli ultimi due colpi li ho piazzati a 1 perché mi serviva completare la rosa, perché ero arrivato a 23 giocatori. E il primo giocatore nemmeno lo volevo prendere, mi sono fatto schifo da solo quando l'ho nominato, però a 1 che fai? Non lo prendi? E ho preso Farias, perché comunque può sempre far comodo. Infatti la prima giornata, pum, cioncato Barella, rosso diretto. Complimenti Diego, hai fatto veramente molto bene. Però comunque dai, alla fine a 1 ci può anche stare, perché comunque dribbla l'uomo, a Empoli ha giocato bene, quindi magari a Lecce fa la stessa cosa. E l'altro colpo ad 1 che non mi sarei mai aspettato di fare è stato Quamé. Secondo me Quamé a 1 è veramente tanta roba. Nessuno si era ricordato dell'esistenza di Quamé, me lo so ricordato io alle 3 di notte e me lo so acchiappato, quindi complimenti a me. E niente ragazzi, queste sono le mie 2 rose del fantacalcio. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate delle mie 2 rose, più che altro di quella del fantacalcio dei supporters, quindi di quello Manta, perché tanto quello con la cassetta Screw bene o male aprirò il mercato varie volte e quindi la rosa potrebbe cambiare anche di molto. Però sono curioso di sapere cosa ne pensate delle mie 2 rose. E fatemi sapere anche le vostre rose al fantacalcio, sono veramente curioso di sapere che rose avete fatto. E niente ragazzi, detto questo il video finisce qui e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!